Hola, 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 hola. Ma esta sarà una puntata strepitosa. Buonasera. Buonasera. Ti sei ripreso il posto, no? No, mi sono ripreso il posto, poi dopo ho parlato in spagnolo perché chiaramente bisogna omaggiare la sconfitta degli spagnoli. Sono anche contento che per l'Italia, insomma, io sono un appassionato di sport, chiaramente con una leggera ondata di più passione per il calcio, sai quanto mi piace, quindi sono un po' qua, contento perché l'Italia finalmente nei quarti, insomma, l'amor proprio, l'amor di patria si evince nella nazione, come Costituzione dice, che tutto il popolo si riunisce in un ideale e questo è l'ideale dello sport. Quindi a me poco me ne impippa che piaccia uno il calcio, l'altro il ciclismo, eccetera. Per me quando una nazione o una patria tutti quanti si uniscono, allora dall'unione possono uscire delle cose strepitose, alla facciazza di quelli che poi denigrano questo o quell'altro sport. Qua dovrebbe scattare, ahimè, un applauso che ancora non sento. Che bella giornata, sono contento di avere qua Sergio Bianchetto, olimpionico nel 60. Qua vi dovete spellare le mani. Omar Bertazzo, il traditore della pista, ma che ha una nuova carriera strepitosa e tra poco la racconteremo. Un altro applauso. E Andrea Pasqualovi, il mio ninì, perché quando lui è passato professionista io fui quello che lo presentò, vero? Certo che sì. Te lo ricordi? Certo. Un applauso. Mara Mosole, parleremo di pista e quindi con la pista la ciliegina sarà le bandie quando finalmente ci sarà questo manufatto, è vero, ma sta andando avanti? Siamo agli ultimi battute finali. Mamma mia, speriamo, un applauso anche a lei e anche a Giovanni Todesco, presidente della Monte Grappa Bike Day, una bellissima, non una gara, è una cicloturistica, no? Senza con tranquillità si va, ognuno con il suo passo e soprattutto, insomma, in lietezza, vero? E in libertà. Avete fatto un botto quest'anno esagerato, perché ognuno poteva partire quando straccacavolo voleva, in massima libertà e doveva arrivare sul Grappa. Bella. Bellissima. Abbiamo rotto i 10.000 quest'anno, perciò... Aveva ragione Lilenia. Sì, aveva proprio ragione. Siete partiti con 400 una volta, invece? No, beh. No, questo l'hai detto tu. L'ho detto io. Fatti un applauso, perché io so perché lo dico. Guarda, sono contento di essere stato smentito. Sì, è la terza edizione quest'anno, abbiamo fatto 4.500 il primo anno, 7.000 il secondo e quest'anno 10.000, il tempo ci ha aiutato peraltro. Beh, io so che voi avete fatto tutte le cose per bene, ecco, l'unica cosa che io temo, cara Ilenia, specie nell'andazzo delle ultime settimane, io non posso raccontare ogni qualvolta che parliamo di Gran Fondo, non so perché, o ce ne sono troppe e troppe sono mal organizzate. Oggi dobbiamo piangere la scomparsa di Rosario Zappalà, che a una Gran Fondo in Sicilia è stato investito. Adesso è diventata quasi un'ecatombe, ogni settimana o ci sono troppe Gran Fondo e bisogna cominciare a pensare al Gran Fondo, bisogna farle fare a chi è in grado di farle. Perché sennò diventa, mi pare, tanto una cosa... Se ti ricordi, insomma, negli ultimi anni la situazione non è molto rosea, abbiamo visto che cosa è successo a Serena Gazzini, che ci ha rimesso il viso, e 4 mesi in ospedale. Ed è un miracolo che sia qua. Ed è un miracolo che sia qua, e quindi io sono dell'idea, sì, ce ne sono tante, bisogna alzare gli standard e sicuramente loro che hanno chiuso un passo, cioè una salita storica, possono anche dirti comunque le difficoltà nel chiudere il percorso. Il problema in questo momento è che forse bisognerà capire quale sarà il futuro di queste Gran Fondo, se far come fanno all'estero, dove ci sono alcune gare che sono agonistiche e quindi possono partecipare tutti, e in quel momento magari vai a rintuzzare il calendario anche di junior o di dilettanti che non hanno gare, e quelle hanno una parte agonistica, e tutte le altre sono randonnée dove chiudono le strade, però sono chiuse. Le macchine non passano e non ci sono le classifiche, perché purtroppo in molti incidenti vengono causati anche dalle velocità alte che ci sono adesso nelle Gran Fondo. Questo è il problema. Apri una parentesi, a me interessa molto, perché sulle randonnée, caro Presidente, c'è anche un mercato importante che potrebbe sollevare, diciamo così, le sorti di alcune aziende, e nelle randonnée si possono racchiudere veramente migliaia di persone. Voi avete chiuso la strada completamente, quindi era scevra da ogni tipo di pericolo. Certo, non nascondo le difficoltà soprattutto con le popolazioni locali, perché chiaramente questo comporta un disagio.
È anche vero però che la nostra iniziativa si inserisce in un progetto molto più ampio, cioè a noi non interessa la singola manifestazione, interessa promuovere il territorio, un turismo sostenibile, una valorizzazione del Grappa innanzitutto, ma anche della fascia pedemontana, che si presta benissimo al cicloturismo. E in questo senso noi siamo in contatto con le autorità regionali e speriamo di riuscire ad articolare un progetto molto più ampio che non la singola manifestazione. Infatti quest'anno partiamo già con una seconda manifestazione che sarà il 23 luglio e sarà una salita del Grappa in notturna, sperando di creare meno disagi possibili. Ma guarda, il fatto di creare meno disagi mi trovi anche qua, sempre sul discorso del pregiudizio. È chiaro che quando qualcuno fa qualcosa c'è sempre quello fuori dal coro che non gli va mai bene niente. Però se 10.000 persone, viva Dio, sono passate da Bassano e hanno fatto un percorso fino a Cima Grappa, lo dico perché quando si organizzavano le gare del Gran Premio Comunità Montana del Brenta, che arrivavano migliaia e migliaia di ragazzini, poi dopo la Valle del Brenta è diventata una, diciamo così, una meta preferenziale anche per chi andava per diletto. Quindi mettete a conoscenza una serie di luoghi che non debbono essere sempre considerati luoghi sacri da padre per la guerra, perché la guerra è finita, noi dobbiamo ricordarla, però sono anche dei momenti in cui si può fare un grande turismo e coloro che si lamentano bisognerebbe avere il coraggio di dire che qualcosa di ritorno date e nel vostro piccolo tessuto il prodotto interno lordo cresce e se voi state un po' meglio è anche grazie al merito nostro. Cioè, è lunga? Hai centrato in pieno quello che andrebbe detto, insomma. Il paradosso è che sono proprio alcuni operatori turistici che si lamentano, Sì, lo so. Il che è incredibile, perché lavoriamo per loro. Certo. Ma Nicola, mi aggancio a una cosa che è successa ultimamente. Omar ha fatto il mezzo Ironman a Pescara. In questo momento in Italia, e qua vediamo, tra l'altro ha fatto secondo, poi Ma il ci racconta. 70.3 è Esatto, fantastico. mezzo Ironman. Ma quando cosa? Perché sono a 1.900 di nuoto, 90 di bici e la mezza maratona, quindi in totale fa 70, cioè si chiama 70.3. Comunque, anche a Pescara, evento grandissimo che ha portato circa, stimate tra atleti e pubblico, 8-9 mila persone, su Facebook avevo fatto questo gioco, ho preso i giornali il giorno dopo del mezzo Ironman a Pescara e l'ho paragonato ai giornali dell'Ironman di Nizza il giorno dopo. Allora in Francia parlavano di eroi, a Pescara parlavano di disagi, Pescara ferma per il mezzo Ironman, per questi atleti che sono sempre visti come un peso. Però quando ci sono le manifestazioni forse bisognerebbe un po' uscire un po' dal campanilismo che c'è e andare a vedere quello che poi porta l'indotto, perché l'indotto non lo porta solo il Giro d'Italia, lo portano anche tutti i vari eventi che ci sono. Soprattutto tutte quante le altre organizzazioni. Ma siccome parliamo di pregiudizio, nel 1960 un certo Sergio Bianchetto insieme a Beghetto insomma ci fecero brillare gli occhi in quel di Roma, 1960 alle Olimpiadi, nel tandem, adesso il tandem è un po' scomparso, però tu sei un olimpione e hai scritto un libro, finalmente Sergio. Sono 30 anni che ti conosco, ho detto devi arrivare a scrivere un libro, perché comunque, siccome parliamo di pregiudizi e noi non sappiamo mai esportare i campioni anche del passato in maniera, perché gli olimpionici non è che ci sono tanti in Italia, si possono contare sulle mani su due palmi. Tanti nel ciclismo, sì, però voglio dire, siete persone che insomma in qualche maniera siete stati dei modelli e quindi mi viene in mente che io avessi un libro così lo dovrei presentare nelle scolaresche. Niente, ho fatto un libro che serve a noi dirigenti e agli atleti, perché io ho cominciato da allievo, mi allenavo alle 5 del mattino, mio papà mi portava il motorino al pomeriggio, andavo in pista la sera fino alle 8, quindi ho sentito parlare delle Olimpiadi di Melbourne per caso, per radio un mattino, che ha vinto Fagin, Gasparella, il quartetto. Io avevo cominciato a correre in bicicletta allora, dico ma le Olimpiadi che saranno? Piano piano ho cominciato a emulare Beghetto, Giusti, gli altri, perché era già, pensa Beghetto, campione italiano di strada e pista, io ho cominciato allora che ero nessuno. Sonate dell'ultimo giro, sono scattati Bianchetto e Beghetto, anche i tedeschi fanno lo sforzo, ecco i tedeschi che passano all'esterno, gli italiani resistono, sono in piena, prima curva, duello all'altissima velocità, fai due tandem, Bianchetto e Beghetto forzano all'estremo, piegano le schiene, curvi, insistono, hanno una macchina di vantaggio, inizia l'ultima curva, gli italiani hanno una macchina di vantaggio,
attaccano il rettifilo d'arrivo, resistono all'attacco dei tedeschi, Bianchetto, Beghetto, campioni olimpionici delle velocità tandem. Bianchetto e Beghetto hanno Ho riportato... cominciato a recuperare qualcosa, a vincere qualche corsetta, essere in azzurro, e mi sono capitato di fare le Olimpiadi di Roma. E abbiamo vinto. Roma, sai, è una città piena di festa, di colori, meravigliosa, in agosto così con le finali delle Olimpiadi. Io e Beghetto con la Vespa in dotazione abbiamo girato da Roma il giorno dopo. È stata una cosa che ho cominciato piano piano e poi sono diventato campione del mondo 2 volte, campione olimpionico ancora, campione italiano un sacco di volte, ho vinto qualche circuito, qualche corsa su strada, ma poco, insomma. Comunque ho fatto una bella carriera. Insomma, questo libro è una vita in pista, perché in realtà da quel momento non ti sei più staccato, perché ancora oggi insomma sei lì a darti da fare. Perché... Questo libro dice qualcosa ai giovani, che sapere l'emozione quando vinci una gara su strada e poi devi recuperare per vincere le altre. Tu pensi quando vai in finale delle Olimpiadi o mondiali, perdi la prima in semifinale, vinci la seconda e vinci la bella, perdi la prima in finale a Tokyo con i tedeschi, vinci la seconda e vinci la bella, perdi la finale con i russi, la prima ci vuole le palle là allora. Sì, Non mollare, se molli sei così, poi sai la voglia di tornare a casa con le Olimpiadi. Noi avremo occasione di presentarlo questo libro e comunque noi te lo pubblicizzeremo più che volentieri, caro Sergio. Una cosa, siccome nessuno mai mi risponde a queste domande, tu sai che io di pista non ne capisco proprio niente, però credo che oggi tante piste sono di 400 metri e tutti continuano a dire che sono obsolete, però io su una 400 metri ci vedo ancora un grande futuro per lo scratch, per la corsa a punti, per far imparare i ragazzi ad andare in bicicletta e non dimenticare la strada, diventa un crocevia tra strada e quindi pista. Guarda che dalle 3 alle 6 io ero a Pescantina, con 60 ragazzini. 333. 3,46. 3,46. Una misura falsa. E Sì. Domani sono a Padova, che c'è il campionato italiano domani a Padova. 3,50. E quindi devo stare là in moto 2 ore, cambiarmi dietro la casa tua, qua così. Sì, ma serve o non serve? Serve perché imparano la pista dell'università del ciclismo, uno impara a fare le volate, essere più brillante ne arrivi in gruppo. E poi dopo uno fino agli junior deve fare tutto, poi dopo Celia cosa deve fare? No, Bertazzo. Negli anni 90 io insieme anche a te abbiamo conosciuto, io ho conosciuto, tu li conoscevi prima, Maspes e Gagliardoni, quindi Gagliardoni con quelle frasi epiche, quello che fa scoppiare i copertoni, ricordo, no? E cosa pensi del Vigorelli che è tornato in vita? Ma fino a 10 anni fa il comune di Milano voleva $5.000 al giorno per usarlo, non so adesso come faranno. Tu pensi a fare gli ingaggi, ti ricordi con Berzi, Bugno, Chiappucci, Faresini, tutti gli altri campioni italiani, grossi stradisti. Noi ingaggiavamo per fare le corse Certo. su pista, il Giro d'Italia delle piste. Tu adesso vai a invitare Nibali, Aru e con chi? Come fai a invitare quelli? Ce l'hai a casa? Ma non si potrebbe trovare finalmente qualcuno che nella pista possa guadagnare un po' di soldi e soprattutto creare il personaggio come era Silvio Martinello, come poteva essere anche Omar Bertazzo. Siamo partiti insieme, Nicola, ti ricordi, con Landi. Allora, io e mio fratello lavorava a Padova, alle Padovanelle, mi ha fatto andare a Capannoli a parlare, siamo andati insieme poi dopo, per vedere di fare le scommesse. Telefono alla federazione che deve presentarsi il presidente Ceruti. Ceruti dice io non vengo. Telefono di Rocco era il vice segretario, era là un po' nelle sue aspettative, e dice non vengo. Siamo andati noi, io, Santi e Cagelli. E abbiamo detto noi facciamo queste corse, sono 10 corse, costano 600 milioni. Questi qua sono detto però, bel programma. Dice venite la settimana prossima e ci è dato la settimana prossima 100 milioni. Ma il bello era che con le scommesse tu mettevi 10 corridori, Martinello dice vado in Germania e prendo 10.000 marchi, l'altro va un'altra Non corsa. potevi scommettere sempre sullo stesso cavallo. Bisogna cancellare, ogni volta bisogna cancellare che le scommesse sono andate in... Adesso cambierebbe perché ci sono talmente poche gare che penso che i pista non ho, Omar. Sì, è difficile. Adesso penso insomma, che i pista se avessero questa possibilità. Lo credo anche io, infatti ho detto a lui ci potrebbe essere. Comunque, io adesso mando il primo dei servizi. Parliamo di ragazze nel pallone con Elisabetta Torresin, proprio per cercare di capire proprio quelli che sono i pregiudizi. I pregiudizi erano stati sulla pista, ce ne sono da anni di pregiudizi, ma prima di congedare Sergio Bianchetto, Una vita in pista, fai vedere il libro ancora una volta, noi intanto lo facciamo vedere a schermo pieno. Caro Sergio, io mi auguro che insieme a te si possa fare intanto un buon campionato regionale, tanto per stare in compagnia, e poi chissà, vedere di poter chiudere in bellezza una carriera. Un applauso a Sergio Bianchetto. Le ragazze Ragazze nel pallone, questo weekend
Aperta ancora l'iscrizione il 2 per quanto riguarda la Corri per Linda, che ricorda Linda Scatolin, triatleta scomparsa lo scorso anno, e quindi vi aspettiamo non serve non serve iscrizione, tessere. Andate e venite a divertitevi. correre per la Città della Speranza, via la clip. Elisabetta, a differenza degli altri anni siamo venuti a vedere dove è che arriva questo evento. Ragazze nel pallone, oramai diventa una metafora, ragazze nel pallone che comprendono tante discipline, dalla corsa alle staffette, il baseball, insomma un po' di tutto. Sì, quest'anno c'è un grosso cambiamento e non si punta più soltanto sul calcio, anche se rimarrà naturalmente lo zoccolo duro della nostra manifestazione, perché insomma 64 squadre lo fa diventare comunque l'evento più grande che c'è in Italia, però si aggiungeranno tanti altri sport e tanti altri tornei, per cui il basket, il paddle, il calcio gaelico, il rugby e in più un'altra cosa abbastanza straordinaria che è la staffetta ludico-motoria femminile. Si presume un 150-200 persone che correranno innanzitutto con un progetto che è quello di raccogliere fondi per la Città della Speranza, ma poi la cosa divertente sarà che avranno in testa una cuffia con 3 generi musicali, per cui mentre correranno la cuffia diventerà non solo il testimone, ma anche diventerà un oggetto che li farà più felici, perché potranno scegliere i loro generi musicali in base alle loro preferenze. Ma diciamo la verità che poi anche questa è una manifestazione che, oltre ad essere chiaramente una manifestazione sportiva, è un messaggio importante, quello che le donne alzano la testa, le donne ci sono, bisogna portare rispetto per le donne, si parla di femminicidio, ma anche qua sono sempre quelle manifestazioni che danno quel tocco in più di presenza e anche da parte dei maschietti di maggior rispetto. Sì, purtroppo mi riferisco in particolar modo alle disavventure dell'anno scorso, con tante dichiarazioni insomma non solo omofobiche, sessiste, di Belloli, ma questa insomma ormai è storia. Grazie a Dio sono uscite, grazie a Dio sono riuscite un po' a bucare il video e quindi c'è un po' più di attenzione. Le calciatrici in particolare, ma anche tante altre sportive hanno alzato la testa, hanno deciso che era ora di ottenere il rispetto, anche perché molto spesso, non avendo nessun tipo di tutela, essendo tutti gli sport, e dico tutti gli sport femminili dilettantistici, anche se, faccio un esempio, hai preso 10 medaglie d'oro alle Olimpiadi, rimani una dilettante e questa insomma secondo me è una macchia che pesa insomma sullo sport. Per noi in particolar modo, che non solo facciamo una giornata di sport, di divertimento, di gioco, insomma di aggregazione, cerchiamo anche di dare dei messaggi, per cui per esempio in ogni anno noi decidiamo anche di lavorare su alcune tematiche che sono, per esempio quest'anno lavoreremo sui social, come utilizzare insomma la rete per poter sostenere le proprie attività sportive senza sponsor. Ad esempio noi ci lavoriamo molto perché nonostante un evento di questo tipo non riusciamo a raccogliere sponsor, è una cosa abbastanza incredibile, visto che gireranno almeno 2.000-2.500 persone, tra cui 1.000 atlete all'interno di questo evento. E poi ci siamo sempre occupati appunto di questa disuguaglianza tra maschi e femmine per quanto riguarda l'attività sportiva e l'assenza di tutele anche per le madri, per chi decide di avere dei figli, che o abbandona la propria carriera oppure abbandona l'idea di avere dei figli, o comunque non ha una pensione, insomma lo fa se può permetterselo, quindi come al solito anche qui una disuguaglianza, perché chi se lo può permettere può continuare, quindi anche un'ingiustizia per certi versi che non rende insomma questa possibilità democratica, insomma possibilità di fare sport in maniera democratica.
Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Hola, hola. Mi sento particolarmente carino questa sera, cara Ilenia. Andiamo. Vai avanti, Argesi, prego. Io vado forte con le zie. Con le dentiere che cadono in terra. Vedi? Ma perché sei così carogna fino in fondo? Anche mantenere le signore di una certa età hanno il loro fascino, come noi maschi. Guardami, io sono ancora un ragazzo, un uomo piacente, anche se ho una certa età. E allora, cosa c'è di male? Anche noi nel nostro piccolo, insomma, possiamo esportare un brand. C'è Oma che si sta spaccando l'aria, tra poco muore. Vabbè, diamo l'appuntamento al 2 di giugno, no, al 2 di luglio. 2 luglio, 1, 2 luglio. 1, 2, 3 luglio, ragazze Azzo. nel pallone, appunto il 2 sono aperte ancora le iscrizioni, potete venire al Parco Racciti alle Brentelli a Padova, alle 19 venite un po' prima, quindi alle 16:30 e potete iscrivervi per venire a fare questa staffetta di 2 km, quindi è cortissima, per la Città della Speranza. Bene, siccome stavamo parlando di pista e tu, caro Pasqualon, la pista non sai manco di quanta misura è, però io ti ho presentato quando tu sei passato professionista. Sei contento della tua scelta? Dico la verità, sicuramente un po' di pista mi avrebbe fatto bene, mi fa bene anche adesso perché qualche volata sicuramente la perdo perché l'occhio mi manca e vedo che chi ha fatto un po' di pista qualcosina gli dà anche nella pedalata, però è una cosa che secondo me bisogna partire già da giovani con quella mentalità, non è che poi a 25 anni inventarti di... Vedere un muro fa paura. Sì. L'ho provato io e ho provato ad andare un paio di volte, però non è così facile. Non è così facile. Oh, ma tu eri un buon pista insieme a Lia, insomma, avete fatto delle buone cose, insomma. Poi dopo hai cambiato, anche perché c'è poco appeal nella pista ancora. Ma in realtà è crollato un po' il progetto che avevamo, nel senso che abbiamo tentato la qualifica olimpica per Londra, fallendola purtroppo, e tuttavia nel percorso qualche risultato siamo riusciti a portarlo a casa, 2 medaglie di bronzo degli europei a casa, una storica anche col quartetto che sembravano i primi passi verso insomma, una rinascita del quartetto che effettivamente quest'anno ha dimostrato di essere parecchio competitivo, con dei ragazzi giovani, con un progetto più che buono e ben seguito. Cosa è mancato secondo te? No, chiaramente anche gli atleti, cioè, tutto sommato non eravamo magari al top, magari adesso Viviani non lo era, lo è diventato nel tempo, comunque cresciuto e maturato. Certo, però Viviani doppia cosa, insomma, fa un po' fatica. Fa fatica, sì, infatti ci vorrebbe anche lì una gestione probabilmente migliore, anche se i risultati parlano per la sua, perché comunque su strada vince. Speriamo a Rio possa portare a casa quella medaglia che gli è sempre sfuggita nell'Omnium. Ha avuto la sfortuna di vivere in un periodo in cui hanno cambiato un po' i regolamenti, non c'è più la corsa a punti, non c'è più l'americana, che magari era una specialità in cui poteva veramente far bene, quindi ahimè tiferemo per lui nell'Omnium perché secondo me una medaglia è alla sua portata. Speriamo, dai, si sta preparando bene. La pista sono anche quelli, adesso a parte tu hai sempre preferito la strada. Parliamoci chiaro, io l'altro giorno insieme a Moreno, mi pare, Nicoletti, abbiamo fatto un discorso di come nel ciclismo siamo capaci di farci del male. Ho detto una squadra di media, no, una squadra di Serie A, in una insomma, l'Inter, il Milan può esserci un top player che costa 100 milioni. Un giocatore, diciamo così, non proprio di prima fascia come può essere Eder, come può essere, non lo so, Pellè, insomma, sono da 30-35 milioni, insomma. Ma il Team Sky con quella cifra ha fatto una squadra, quindi non è che voi fate i miliardari, insomma fate gli operai proprio, cioè nel senso fate, no, i poveretti no, perché insomma mi auguro che non voglio neanche sapere cosa guadagni, ma non si parla di quei guadagni, ma neanche lontanamente. Assolutamente no. Quindi su strada, poi pensa su pista. Insomma ci sono dei motivi comunque, nel senso il bacino d'utenza del calcio è veramente molto più ampio di quello del ciclismo. Sai che non sono d'accordo comunque. Sì, però si parla di volumi diversi, chiaro, immagino una famiglia che porta i bambini a giocare a pallone, ce ne sono più che portano la bambina al ciclismo.
Poi chiaramente sono situazioni diverse che si vengono a creare anche dal business, dal ritorno che c'è, quindi se un bacino utenza più grande movimenta anche più soldi e quindi di conseguenza tutto è più ampio. Adesso vi faccio una domanda che se volete rispondere rispondete, se non volete rispondere mando il servizio e vi capisco. Però dico, nel ciclismo è un po' più, diciamo, il rapporto tra i colleghi è molto virale, molto vero, no? Quindi è un rapporto che va al di fuori addirittura dello spirito sportivo. Quando un corridore che becca, adesso voglio dire una cifra, ma non tenetene conto, non so, 100.000 euro l'anno, che poi è uno stipendio proprio misero, tra una virgolette, a seconda anche dello spazio, quindi è quel tempo anche ristretto della carriera. E però vedere un capitano becca 2-3 milioni, insomma, a me girerebbero le balle, perché nel ciclismo più del calcio il gioco di squadra conta, e conta più del calcio, perché nel calcio uno può anche fare il paraguaiano, si mette a fare alla morta e non corre. Nel ciclismo dovete pestare, non credete che ci sia anche qua poco welfare, chiamiamola così. Se avete voglia, se no ragazzi io vi mando l'altro servizio. No, beh, ci sarebbe da dire in realtà che i veri capitani sanno che ci sono dei gregari che sono importanti e sanno gratificarli, quindi da quel lato lì c'è chi si può ritenere fortunato, senza dubbio c'è anche qualche capitano che può essere che il capitano è il padrone, che non si comporta nella stessa maniera, ma non me ne vengono in mente, quindi insomma comunque no, ma non li voglio neanche sapere. C'è molto fair play anche in questo. Chiaramente è un altro mondo, tutto un altro mondo. Bene, io mi auguro che invece a Treviso, quando arriverà questa pista coperta e sapendo la lungimiranza di Remo, sia quella poi di aprirla questa pista e creare nuove possibilità, perché guardate, io non è che parlo perché insomma mi piace di far mulinare la bocca, ma quando era negli anni 90 e poco fa avevamo Bianchetto, nei velodromi dopo tanti anni, chiaro che dopo 2 o 3 anni che si batteva il chiodo, c'erano 3, 4, 5 mila persone che venivano a guardare le gare in pista, non c'erano i fenomeni, c'era Sicchiappucci che era un buon corridore e in pista se la cavava bene, ma poi avevamo Ivan 40, avevamo Giairo Ermeti e avevamo Silvio Martinello. Ecco, da un velodromo coperto e con la lungimiranza e con la capacità di allargare, penso che questo sia un compito che potrete assolvere, Mara. Il 20 di giugno hanno firmato l'accordo tra il Ministero e la Federazione. Il 20 di luglio scade il bando, perché sì, si fa le bandiere, però il bando è europeo, ci possono essere varie imprese che si offrono per farlo. Partecipiamo anche noi al bando. E dopo finalmente si parte. Io mi ricordo che ero bambina che andavo a Milano a vedere i grandi ed era spettacolo. Io ho cominciato bambina ad andare in pista e devo ringraziare Bianchetto perché è stato il mio insegnante. Come dice Pasqualone, il colpo d'occhio, importantissimo. Io posso dire di aver rischiato tanto a passare dove non si poteva passare, però mi serve anche adesso nella vita reale quando vai in macchina, perché purtroppo siamo in tanti e ho sempre l'accortezza di vedere prima degli altri. Sì. Ne abbiamo parlato tante volte, Ilenia, questo è, perché poi dopo la pista ti dà quel tocco, e tante volte nelle volate, cara Oma, vediamo dei pieni, proprio perché è gente che non sa capire quando è il momento di buttarsi dentro. È una destrezza che ti dà solo veramente la pista, come diceva Andrea, se non inizi da bambino non ti rimane proprio nel sangue, è proprio una cosa che è come quando impari a nuotare, se non impari da ragazzino poi è difficile veramente imparare bene, è una cosa che ti rimane dentro ed è verissimo quello che ha detto. Bene, io adesso manderei la 2 giorni di Città di Ferentino, in Frosinone, quindi Roma è grande ragazzi, ho visto su Google Maps quanto è grande Roma, c'è Roma 1, Roma 2, Roma 9, uno dice abita a Roma, dove Roma? Roma è Roma, la capitale. Quindi. Quando dice a Roma, tra romani, sei andato a Parigi, sono di Roma, dove vai? Vai a vedere Louvre, sono di Roma, che ce devi fare? Insomma è vero. Quando uno è di Roma. Però bisogna dire che ci sono tanti romani che ci seguono. Sì. Quindi questo bel servizio di Zappa, immagino. Sì, è Atlantide Video Service. Il secondo trofeo per giovanissimi, poi a seguire una clip molto sfiziosa, è vero, il terzo trofeo Città di Ferentino, categoria allievi, e pensa che è comitato, veste la maglia del comitato provinciale, appunto di Frosinone. L'arrivo stile Roubaix, perché lì c'è un piccolo velodromo e i bambini entrano e così si immolano e soprattutto vogliono ricalcare le gesta di un certo Ganna che noi abbiamo seguito anche in pista. È un pista che vince la Bassano Roubaix, ragazzi, è tosta,
Tanta roba, vero? Veramente tanta Mandiamo via sta clip. Mandiamo alla clip. È tanta roba. Tanta Un applausino, va. roba, Ma sì! È cominciata sabato pomeriggio la 2 giorni di festa del ciclismo giovanile a Ferentino con l'entusiasmo della categoria giovanissimi impegnata nel secondo trofeo Hotel Bassetto Gran Premio Città di Ferentino, corsa a punti di tipo pista sull'anello dello stadio di Ferentino. Tony Vernile è un'altra straordinaria festa per i ragazzi del Lazio in un contesto assolutamente unico. Oggi diciamo che lo stadio del calcio presta il suo impianto al ciclismo, è una manifestazione che abbiamo già sperimentato l'anno scorso, ha riscosso un buon successo, peccato che quest'anno siamo in concomitanza con il meeting nazionale, comunque ci saranno oltre 50 ragazzi per questo spettacolo che fa da prologo al campionato regionale degli allievi di domani. La gara era anche la prima prova del circuito di gare giovanili Estate in Bici, che vedrà oltre 10 appuntamenti per la categoria giovanissimi sparsi in tutta la ciociaria. Uno spettacolo che ha divertito il folto pubblico sulle tribune, con un susseguirsi di volate davvero avvincenti che hanno decretati vincitori delle 6 batterie in programma. Tarcisio, voi siete la formazione di casa, innanzitutto quali sono i valori che vorrete trasmettere ai vostri ragazzi? Noi facciamo attività sportiva con questi ragazzini dai 6 ai 12 anni con l'obiettivo di insegnargli soprattutto come si vive, la correttezza, la lealtà sportiva, l'impegno e l'agonismo. Walter Gardarilli, una 2 giorni dedicata ai giovani, oggi giovanissimi, domani gli allievi, questo è un bel messaggio per il movimento del ciclismo. Sì, è una bella cosa perché quest'anno siamo riusciti a fare 2 giornate di continuo, 2 giorni ciclistiche veramente a Ferentino, una bella location, il campo comunale del Ferentino, grazie all'amministrazione che ce l'ha concesso in uso per queste 2 giornate e speriamo domani pure sia una bella giornata, anche se oggi un po' funestata dal tempo, però comunque bei ragazzi, vedo belle squadre, quindi penso che ci divertiremo. Soprattutto anche la soddisfazione dei genitori per poter vedere i propri ragazzi correre in sicurezza. Sì, ecco, questa è la cosa principale a cui noi puntiamo, quello della sicurezza dei bambini, e qui mi sembra che sia l'ideale per loro. E diciamo che è la seconda edizione che facciamo in questa struttura. La prima mi sembra che abbia dato buone sensazioni e buoni riscontri, quindi questo ci dà morale e forza per continuare. Maurizio Gigino dell'Hotel Bassetto che sponsorizza questa bella iniziativa riservata ai giovani. Maurizio, il vostro impegno specialmente a fianco del ciclismo giovanile, queste sono le basi dello sport. È importantissimo per questi giovani che li togliamo dalla strada, li mettiamo con lo sport, li educhiamo a delle discipline, che è importantissimo. Gigino, il Velosport Ferentino trasmette valori veri della vita, non solo dello sport, una vera e propria scuola di vita per questi ragazzi. Certo, veramente. E poi questi qua, Gardarilli, come si danno da fare, noi il ciclismo è le nostre, l'adoriamo. E poi niente, da sti ragazzi poi verranno sopra, sperando che venga qualche super campione.
E la gioia dei piccoli ciclisti è cresciuta ancora di più quando sono saliti sul palco delle premiazioni per ricevere dalle mani del sindaco della città, Antonio Pompeo, l'ambita coppa offerta dalla Velosport Ferentino, che per l'occasione ha voluto accontentare tutti i giovani protagonisti della gara. Sindaco di Ferentino, qua questa bella iniziativa votata al ciclismo giovanile, votata allo sport giovanile, è un importante punto fisso della vostra comunità? Beh, il ciclismo rappresenta uno sport importante di riferimento per la nostra città. Tante sono le iniziative in questo ambito che vengono organizzate nel corso dell'anno. Un particolare ringraziamento alla Velosport per l'iniziativa di quest'oggi, ma anche delle altre tante iniziative, soprattutto a favore dei più giovani. Oggi è una bellissima giornata, una buona partecipazione non solo di giovani della città di Ferentino, ma anche provenienti da altre città, quindi l'occasione di promuovere Ferentino attraverso lo sport. Qui a Ferentino avete un bell'impianto che permette ai giovani di allenarsi in piena sicurezza. Sì, un impianto realizzato quest'anno in sinergia tra l'amministrazione comunale e il Frosinone Calcio, che ospita la stessa squadra di calcio del Frosinone, ma viene utilizzato anche tra altri sport come il ciclismo. Quindi una struttura moderna, funzionale, che permette ai giovani della nostra città di esercitare la propria disciplina sportiva in sicurezza. Luca Bacchi, assessore dello sport del comune di Ferentino, questa bella iniziativa ha portato tanti giovani provenienti da tutto il Lazio sul vostro territorio, un modo anche per unire questi ragazzi con una passione comune come il ciclismo. Sì, è un grande piacere, innanzitutto perché facciamo venire per altre realtà che sono fuori dal nostro territorio e vengono nel nostro territorio, e in questa maniera facciamo anche quello che potrebbe essere un turismo sportivo. Il ciclismo naturalmente, che è sempre un po' complesso, grazie anche alla nostra struttura, quella appunto del campo sportivo, abbiamo potuto avere questi ragazzi che sono giovanissimi e li abbiamo fatti stare in un luogo protetto dove possono esprimere naturalmente la loro passione, la passione verso il ciclismo, che naturalmente, voglio dire, speriamo che, visto poi i risultati della nostra provincia, possa portare dei nuovi campioni. Eccoci qui, siamo pronti per questo campionato regionale 2016 categoria allievi, organizzato da noi dalla SD Velosport Ferentino. Qui nella location del Bassetto abbiamo posizionato il ritrovo con le premiazioni. L'arrivo avremo strutturato quest'anno nel campo comunale di Ferentino, un arrivo un po' inedito, una cosa nuova che vogliamo provare quest'anno, facendo arrivare questi ragazzi nella pista. Siamo nella seconda edizione del campionato regionale e quest'anno abbiamo noi un parterre di 15 atleti nella nostra squadra per un totale di circa 70 nella categoria di oggi. Speriamo che la cosa vada tutto bene oggi, che non ci siano problemi durante la gara. Comunque un ringraziamento agli sponsor che ci sostengono in queste attività, che sono proprio tanti e ci vogliono proprio bene in questo senso qui, e senza di loro non potremmo fare nulla. Un ringraziamento quindi anche all'Hotel Bassetto che ci ha ospitato in questa ottima location. Luca, ci siamo? Questa per la tua società è la corsa di casa, oggi bisogna dare il 110%. Sì, oggi la squadra organizza, sicuramente ci impegneremo al massimo per fare bene, e sicuramente ci temono e noi ci dà sollievo. Percorso molto selettivo, verrà fuori corsa dura? Sì, sicuramente sarà una corsa dura, la selezione verrà naturalmente e daremo il massimo. Noi abbiamo deciso di
stare a fianco a questa bellissima realtà, culminata con questi 2 giorni di sport, di bici. Oggi sì, sicuramente sarà una bella gara. Non sono molto esperto in materia, però sicuramente mi piace molto e con molto piacere abbiamo appoggiato tutta la stagione di questi ragazzi. Noi ci siamo impegnati molto per questa squadra perché l'ho conosciuti dal vivo e praticamente ho dato il mio contributo perché lo sport è importante, quindi i ragazzi devono crescere con questa disciplina e soprattutto nella mentalità che lo sport è vita. Quindi per me è una cosa molto importante, per la pasticceria Totò che ha dato questo grande contributo sul territorio noi siamo, è un'emozione unica, è una soddisfazione grandissima. Giovanni Testani, titolare di SQ Car, a fianco del Velosport Ferentino, una squadra in cui credi particolarmente e in cui investi non solo come sponsor ma anche come genitore appassionato. Certo. Sì, in effetti sì, siamo vicino a Walter Cardarilli e cerchiamo di essere più presenti possibili e aiutarli in qualche modo. Dall'hotel ristorante Bassetto di Ferentino, con gli atleti già schierati in griglia di partenza e con Gigino e Maurizio Bassetto pronti ad abbassare la bandierina del via per questa terza edizione del trofeo Città di Ferentino, Gran Premio Hotel Bassetto, organizzazione a cura del Velosport Ferentino, un appuntamento che quest'anno assegnerà la maglia di campione regionale per quanto riguarda la categoria allievi, ovviamente nel territorio del Lazio. La partenza è stata per il momento ufficiosa, gli atleti si stanno portando quindi al chilometro zero, dove avverrà il via ufficiale per questa prova che misura 64 km in totale. E questo è il momento della partenza ufficiale della corsa. Vi ricordo l'organizzazione a cura del Velosport Ferentino del presidente Walter Cardarilli, che ha allestito 2 giorni di grande ciclismo giovanile, con nella giornata di sabato una bella iniziativa dedicata ai giovanissimi con prove di mini sprint e di corsa a punti dalla G1 alla G6, e poi nella giornata di domenica, alla quale si riferiscono queste immagini, l'appuntamento prestigioso con l'assegnazione della maglia di campione regionale per quanto riguarda la categoria allievi. La partenza è subito molto sostenuta, gli atleti affronteranno una prima tornata più ampia di 13 km, dopodiché inizieranno un circuito da ripetere per 4 volte con l'ascesa al centro storico di Ferentino e poi un ennesimo circuito. Questa volta si ricalca in parte il tracciato dei giri precedenti, ma una volta giunti in vetta alla salita che gli atleti avranno affrontato per 4 volte, si continuerà a salire per altri circa 1500 metri prima poi di raggiungere il culmine della salita e la picchiata verso il traguardo che questa è davvero una cosa molto inusuale, sarà posto all'interno del stadio comunale di Ferentino e più precisamente nella pista in cui il giorno precedente si sono svolte le prove riservate alla categoria giovanissimi. Ed entriamo nel vivo, entriamo nella fase conclusiva di corsa, siamo a 2 giri dal termine, abbiamo visto 2 atleti al comando, un primo più immediato in seguitore che transita di fronte alla nostra telecamera. Qui abbiamo davvero una situazione chiara, arriva un altro contrattaccante, poco più indietro invece un drappello forte di circa 6-7 unità che insegue alla testa della corsa. Attenzione perché davanti perde leggermente contatto Nobetti e Pantalla prosegue tutto solo
ovviamente si è accorto dell'arrivo di Cangemi. Nobetti in difficoltà, ma era prevedibile, è stato all'attacco sin dalle prime battute. Adesso Cangemi prova tutto solo a riportarsi su Pantalla. Una bellissima sfida questa, con due atleti uno contro l'altro. Sarebbe giusto, visto che siamo ancora a circa 15 km dalla conclusione, procedere in coppia, ma ovviamente Pantalla non vuole dare un vantaggio al suo possibile rivale per il successo. Quest'oggi infatti ci stiamo avvicinando nelle battute conclusive e questi due atleti hanno tutte le caratteristiche per far bene e per giocarsi il successo in questa terza edizione del Gran Premio Città di Ferentino, Gran Premio Tel Bassetto, prova valida come campionato regionale. Questi due atleti non fanno parte del comitato regionale laziale della Federciclismo, quindi la battaglia per il campionato regionale si sta svolgendo alle spalle di questi due ragazzi. Si forma la coppia al comando, seguiti da Massimo Pisani. I due uomini al comando sono Alessio Pantalla e Danilo Cangemi. Il primo, lo vedete inquadrato adesso con il dorsale 56, milita nell'Unione Ciclistica Foligno. Il secondo invece è un atleta siciliano che milita nella Multicar Amaru. Due uomini al comando dall'Umbria e dalla Sicilia a giocarsi sempre con più probabilità il successo in questa manifestazione organizzata dal Velosport Ferentino. Inizia adesso a contribuire all'azione Danilo Cangemi subito dopo essersi riportato sulla testa della corsa. Per il momento i cambi sono regolari in testa, vedremo comunque la situazione alle spalle di questi due atleti che stanno animando con decisione, con forza, con ottima condizione fisica questa manifestazione. Ci avviciniamo nelle battute conclusive, sempre più importanza assume questo tentativo a due. È stata una giornata calda, questo sicuramente ha contribuito a rendere ancora più difficile la corsa. Adesso si torna a salire verso Ferentino con Pantalla che sta guidando la coppia e con Cangemi in seconda posizione. Si alza sui pedali l'atleta dell'Unione Ciclistica Foligno, si mantiene invece seduto il ragazzo della Multicar Amaru. Tratto in salita questo e siamo ormai al suono della campana. Sta per iniziare l'ultimo giro, transitiamo quindi in zona contagiri. Da qui gli atleti affronteranno ancora un giro e poi quando raggiungeranno questa zona ci sarà l'ultima fase in linea prima del traguardo. Attenzione all'attacco di Pantalla che adesso prova a staccare con una bella azione il compagno di avventura Cangemi. Dietro c'è un più immediato inseguitore che arriva con un ritardo di circa 1 minuto e 10. Ancora più indietro ad 1 primo e 50 il gruppo o ciò che rimane del plotone in questa calda giornata di inizio estate. Davvero una giornata torrida per questi atleti che comunque stanno onorando al meglio la prova organizzata dal Velosport Ferentino, che vi ricordo assegnerà anche la maglia di campione regionale laziale per quanto riguarda la categoria allievi. Continuano a pedalare di comune accordo i due uomini al comando, davvero ottima la collaborazione in testa alla corsa, stanno spingendo molto forte i due atleti che si trovano adesso al comando. Vi ricordo che si tratta dell'atleta dell'Unione Ciclistica Foligno, Alessio Pantalla, insieme a lui con i colori della Multicar Amaru Palazzago, Danilo Cangemi. Questi sono i più immediati inseguitori, per loro un ritardo adesso di 1 primo e 10, diventa davvero difficile per questi ragazzi riuscire a chiudere. Vediamo comunque anche le maglie del Velosport Ferentino con adesso il dorsale numero 12 che rimane inquadrato nella nostra telecamera. Si tratta di Cristian Quagliozzi, con lui anche Massimiliano Appodia del Ferentino e anche altri due ragazzi. Vediamo come adesso anche la formazione del direttore sportivo Tarciso Saccucci stia entrando nel vivo della corsa con alcuni atleti in questo drappello di più immediati inseguitori. Certo che è davvero difficile adesso riuscire a ricucire nei confronti della testa della corsa, dove la coppia al comando sta pedalando davvero molto forte.
hanno dimostrato sicuramente di avere le caratteristiche giuste per giocarsi il successo in questa terza edizione del trofeo Città di Ferentino, Gran Premio Tel Bassetto. Noi stiamo risalendo il gruppo dei più immediati inseguitori della testa della corsa, gruppo comunque ancora abbastanza numeroso, ma non sembra esserci per il momento l'accordo necessario a chiudere nei confronti dei due uomini alla comando. Schiatti e controschiatti nel grosso del gruppo, andatura che adesso si alza con gli uomini della formazione del presidente Walter Cardarilli nelle prime posizioni a fare l'andatura. Qui vediamo con il dorsale numero 13 Luca Roberti, già vincitore in questa stagione. Noi siamo tornati in testa, dove due uomini al comando stanno continuando a spingere con decisione. Stiamo entrando ancora nel centro abitato di Ferentino con Alessio Pantalla, Unione Ciclistica Foligno, lo vediamo in prima posizione. Insieme a lui, con la maglia della Multicar Amaru, abbiamo Danilo Cangemi, due uomini alla comando. Quando siamo ormai nelle battute conclusive della corsa, stiamo per fare ingresso nel tratto finale, quello sicuramente suggestivo che prevede il passaggio all'interno dello stadio comunale di Ferentino, con la conclusione tipo Parigi-Roubaix. Siamo all'ultimo chilometro, quindi ormai nelle battute finali, con la coppia alla comando sempre più in grado di giocarsi il successo, sempre più una coppia verso il finale, verso la conclusione di questa bella manifestazione organizzata dal Velosport Ferentino, con il supporto dei loro tanti e preziosi sponsor, primo fra tutti l'Hotel Bassetto, che ha ospitato le premiazioni e le operazioni preliminari. Si entra nel tratto finale, si entra nello stadio comunale di Ferentino, gli ultimi 250 metri, ancora in testa Pantalla in questa fase. Siamo davvero nelle battute finali. Pantalla mantiene la testa della coppia, seconda posizione per Danilo Cangemi. Vedremo se proverà a rimontare l'atleta siciliano. Stiamo per entrare nel rettilineo finale, tra non molto ecco la telecamera fissa con Pantalla ancora al comando. Sprinta l'atleta del Foligno, che conquista il successo, vince Alessio Pantalla davanti a Danilo Cangemi. Adesso la volata per la terza posizione, vedremo se arriveranno atleti anche del Comitato Regionale del Lazio della Federciclismo, in quanto questa prova è valida come campionato regionale. Lo sprint per il terzo posto, lanciata la volata con l'atleta della Pirata Evolution, quindi un atleta laziale che conquista la terza piazza. È lui il nuovo campione regionale, Mattia Pomenti, nuovo campione regionale categoria allievi. Terza piazza per lui davanti ad Andrea Ercolani. Quinto invece è Aurelio Massaro. Sesta piazza per Alessandro Cresca, quindi Niccolò Cardinali, Martin Marcellusi, Massimiliano Appodia e Luca Roberti in decima posizione. Questo l'epilogo, questo invece è il rallenti della volata 2 vinta da Alessio Pantalla su Danilo Cangemi. Prima posizione per l'atleta dell'Unione Ciclistica Foligno, mentre per quanto riguarda la terza piazza è andata a appannaggio di Mattia Pomenti del Pirata Evolution, che grazie a questo piazzamento conquista la maglia di campione regionale del Lazio per quanto riguarda la categoria allievi. Un podio sicuramente importante, grandi protagonisti che saranno nel vivo anche dei prossimi campionati italiani per questa categoria in programma il 10 luglio. Alessio, uno scalatore che vince una volata dentro un velodromo, che finale! Sì, è stato veramente, non ci credevo nemmeno io. Il penultimo giro siamo andati via io e il mio compagno di squadra, però gli sono presi i crampi e si è staccato. Dopo mi ha ripreso un altro compagno, non mio compagno ma della Multicar, che diciamo ci siamo messi d'accordo e d'accordo siamo arrivati all'arrivo. È stata una gara molto dura.
Parti di slancio. Contrasta la fatica. Ritrova le forze. Pro Action. Integratori per lo sport. Ma le donne si sa, abbiamo un pubblico femminile, hanno una marcia in più. Marcia in più. Insomma, io so che tu hai quasi un TG da dire, cara Ilenia. Non so, mi è venuto in mente così che hai la faccia di quella che ha delle novità. Allora tu mi devi fare un senza tubolari. Sì, bella, mi piace senza tubolari. Andiamo via. Col cerchio. Sì, io quando ero piccolo non avevo i soldi, andavo sul cerchione, ma una volta era così negli anni 60. Le biciclette mica... No, bella novità, si parla di multidisciplina. Aspetta, Parliamo... prima facciamo la sigla senza cerchioni, dai. dai. Allora, bella novità, si parla sempre di multidisciplina, Scratch insomma lo parliamo praticamente ogni puntata. Abbiamo l'ennesima atleta del ciclismo che viene convocata nel triathlon e fa risultato. Dopo Giuseppe Lamastra, bellissimo bronzo dal mountain bike, passato al winter triathlon, quindi il triathlon invernale, ha fatto terzo. Matilde Bolzana, ragazzina che conosciamo tutti del ciclocross nella mountain bike, convocata per la prima esperienza dalla nazionale junior di triathlon Xterra, cioè quello con la mountain bike, ha fatto quarta al campionato europeo, quindi molto molto bene. E qui mi riaggancio una cosa a Omar, che non solo lui, perché è partito Cigana, che è stato il primo atleta professionista passato al triathlon, alle lunghe distanze, ormai è un professionista. Abbiamo avuto Michele Aglio, Ceola e tanti altri che sono passati a fare il triathlon, anche Ilenia Lazzaro che ogni tanto qualcosa fa. Comunque Omar, prima esperienza 70.3 a Pescara, ha vinto la slot per andare in Australia a fare il mondiale, quindi secondo assoluto, e volevo da lui anche una esperienza per capire un po' il mondo, no? Che è un po' E poi è diverso. saltato da una disciplina all'altra con successo, quindi questa è la cosa più... In realtà ho sempre avuto lo sport nel sangue, quindi è stato un passaggio solamente dovuto dal fatto che dovevo fare qualcosa. Quando ho scelto di iniziare a lavorare, comunque dovevo impegnare il tempo in qualche maniera. Diciamo che il triathlon era il passaggio logico perché già mi piace andare a correre, mi piace nuotare, bici non ne parliamo perché comunque è la mia passione principale. Riesco a condividere bene le cose, nel senso incastro nella giornata la parte di nuoto, la parte di corsa a piedi, che non occupano troppo tempo. E questo mi ha permesso anche di avere qualche risultato in più perché nella bici tutto sommato me la cavavo bene. E quindi... Però è vero che il triatleta, secondo me il triatleta è più atleta degli altri perché deve sapersi gestire tra una disciplina e l'altra e quindi sapere anche come far funzionare i vari muscoli del corpo a seconda della gara successiva, cioè della specialità successiva. Questo a me ha sempre affascinato. È una cosa bella e particolare, infatti noto c'è stato un episodio in cui mi ha detto tu sei un atleta evoluto adesso, non sei più un atleta normale. Ho detto un attimo, insomma ci vuole del tempo, infatti ci ho messo un anno per capire un po' anche il mio corpo in relazione agli allenamenti diversi, comunque nuotare non è una cosa naturale, già da sé non ero capace tantissimo quando ero ragazzino, ho imparato ad andare in bici, sapevo, andare a correre stessa cosa, sapevo andare ma non nella maniera giusta, andarci tutti assieme è un passo successivo, esatto, se uscire dall'acqua e iniziare a correre con le gambe già che ti fanno male, con le braccia che ti fanno male, insomma. E invece adesso voglio Giovanni. Giovanni, voi siccome fate 10.000 al colpo, io voglio che queste 10.000 persone, adesso non so quante ne verranno, 500, voglio la raccolta delle firme, perché Omar ha una ragazza che è splendida, che è qua, facciamogli un applauso. E siccome a me piace il gossip, voglio che facciano le firme, quando uno viene qua, poi noi gli chiediamo sempre, e quando ti sposato, e noi ci piacciono le cose in regola. Dai, no, non farmi lo scoop che lo chiedi in ginocchio perché io poi mi commuovo, mi metto a piangere come queste robe. Perché mia moglie deve sapere, qualche volta che vado a casa al pomeriggio e mi chiama verso le 5 e mi trova in una vagonata di lacrime. Perché guarda uomini e sì, guardo i film di una volta, quelli d'amore. Allora, di cosa è successo? È morto un gatto, è cascato, ho guardato un film. E mi piacciono queste cose, abbi pazienza. Tra l'altro, gossip, momento gossip, è la mia prossima... clip sarà momento gossip. Sì. Auguroni Francesca Cuciniello, Luca Damiani che sono diventati marito e moglie, quindi dopo Pacagnella anche loro, quindi adesso non c'è due senza tre. Questa non è Cupido sfreccia la freccia, vabbè, comunque... Beh, anche Andrea Pasqualona, bella amorosa.
pericolosa. Ma anche tu, ma ne devi portare... No, se me la portava qua... Andrea, intanto, quando ti sposi detto anche domani, guarda, parola presa, quando vi sposate vi voglio qua, per forza. Andrea, invece il prossimo su strada, non fai il tour, chiaro, non fai la Vuelta, accidenti, ma farei qualcos'altro. Ma ti dispiace un po' non farle una o l'altra? Ma sì, mi dispiace sì, perché anche e soprattutto il Giro, io ho già la testa per l'anno prossimo appunto sul partecipare al Giro. Spero che... Ma poi dipende da te o non dipende da te? Ah certo, assolutamente. Ecco. Dipende dalle wheel card che arrivano, Sì, no? Adesso stiamo vedendo anche con il mio procuratore se appunto continuare con questo team ROT. Devono sapermi dire a giorni appunto se il prossimo anno sarò ancora da loro o no, oppure se prenderò un'altra strada. Stiamo a vedere un attimino e... Io ti auguro di trovare una strada che ti permette di fare le gare che piacciono anche a te. Sì, è vero. Perché credo il diritto principale Tra sia l'altro quello. quest'anno ha dimostrato Certo. anche dal forte. Certo che però se non mi partecipi diventa dura anche vederti. No, infatti, ti dico la verità, il mio obiettivo sarebbe proprio quello di essere al via il prossimo anno del Giro d'Italia, poi se viene il Tour ancora meglio perché è anche più facile, insomma, avere più opportunità in 21 Certo. giorni, no? Quindi aspettare la classica, vabbè, ma la classica non sempre va bene, anche per voi che siete emergenti, insomma, sono già qualche anno. Ah sì, infatti, assolutamente, anche perché gli anni passano e non è così facile. Le mamme invecchiano e i Vero. presentatori invecchiano, è vero, si ridono. Comunque Scratch porta bene, Nicola. Quello è fuori discussione. Abbiamo avuto 2 settimane fa Gianluca Brambilla e Enrico Battaglin, ci avevano promesso guerra e battaglia al campionato italiano e così è stato. Che ha vinto Bravo. Pozzato, se non sbaglio. Secondo il Corriere ha vinto il maestro. Qua voglio salutare il mio gruppo Facebook preferito che è I Love Amatori Ciclismo. E assieme a Ciclismo Ignorante che mi retweetano sempre. Ma anch'io sono una ciclista ignorante. Frena qua. Dimmi. Insieme al ciclismo ignorante e mi digiti a me. Perché mi fai insieme al ciclismo ignorante? È come se dicesse insieme al ciclismo delle ragazze brutte e ti girerebbero le balle, scusa. No, vabbè, ma guarda che è un gruppo molto seguito. Se tu avessi tutti quei followers, saremmo top. No, ma io quelle malattie non spero di evitarle perché sai già mia moglie mi trucca perché avere tutti i follower in faccia. Comunque, vabbè, Pozzato ha fatto terzo intanto, tutti dicono tu. Non ha vinto lui. No, ha fatto E io ho beccato il Ha giornale. vinto Nizzolo e comunque con una gamba top, perché secondo me ha fatto veramente un'azione quando ha preso Brambilla. Ma il Nizzolo, ha ragazzi, fatto una bella azione. è un bel velocista, ha fatto anche pista. per Bella cui, gamba anche, ci ha dato forte comunque. Va bene, io sono proprio in conclusione, devo ringraziare Mara Mosola per essere stata con noi, perché tu mi porti sempre il dolce, io sai che sono uno che faccio sempre le cose con interesse. Da sola ho rimorso di mangiarmelo tutto, così lo No, mangiamo. non ti preoccupare. Visto che Scratch porta bene, ricordiamo che Lilegna domenica è a Asolo per il campionato italiano. Ah, fanno anche quello? Lo fanno per lei, ne ha vinte talmente tanti. Dei giornalisti. Dei giornalisti. Ma chi che va? No, andiamo a vederla. Ma ci vado pure io. Guarda, figuraci se non ci vado. Invece- E la devo togliere questa soddisfazione proprio. E invece io che faccio parte delle zie belle, Sì. partecipo alla Ghisallo, che è la ciclostorica, che partiamo dal Vigorelli, andiamo a Lecco e facciamo il Guarda, Ghisallo. io so che le randonnée prenderanno sempre più piede e qua ne è testimone l'amico Giovanni Todesco, che mi pare che il 23 oramai è qua. Sì, quindi manca un mese. Manca un mese. Chi vuole, vogliamo dare magari le ultime info su chi vuole? Sì, purtroppo le iscrizioni stanno per concludersi perché abbiamo fatto un numero chiuso fino a 500 iscritti per ragioni logistiche per la Cima Grappa, perché non sarà semplicissimo organizzare di notte a Cima Grappa. Però penso che sarà un grande successo, c'è ancora qualche posto disponibile, però bisognerà affrettarsi perché temo che la settimana Ma se prossima... io dovessi venire con una pedalata assistita, mi squalificate? No. Io gli do una cartellata a questa. Sono benvenute. Io posso venire con la pedalata assistita? Certamente. Guarda, Non vai dico su con neanche le... con la pedalata assistita, cioè E i comunque- miracoli li faceva solo Gesù. Basta, scusa. Volevo dirti solo che anche Montegrappa Bike Day porta bene. Porta bene. Porta bene perché Andrea, che è un nostro carissimo amico, nonché è stato il nostro primo testimonial insieme con Gilberto Simoni, ed è quello che ha probabilmente contribuito maggiormente al successo della prima edizione, era rotto, se si ricorda, durante nel 2014 aveva avuto un incidente alla mano,
era le prime pedalate che riprendeva dopo Le ha fatte con gli l'incidente, la settimana dopo ha vinto in Slovenia. Perciò... vero. Siamo proprio in conclusione. Amici di Stecco, rimanete con noi perché adesso ve la dovete però stavolta sopportare soltanto lei. Diamo la linea alla Voce della Valle con uno speciale The Vampire Diaries, come lo dicono questi sboroni qua, che io non ho i follower, però ho The Vampire Diaries, un bello speciale, hai fatto un bel lavoro. Dai, ero da sola, quindi quest'anno non potevo E mi arrivare. raccomando che da settimana prossima, per molte settimane, racconteremo i posti più belli della Valle del Brenta, partendo proprio da Primolano e Cismon, e poi verremo giù fino a valle, raccontando dei posti veramente incredibilmente belli. Quindi la linea alla Voce della Valle a te, cara Ilenia. Io saluto i miei ospiti con un grosso applauso, è vero. A settimana prossima.